Buongiorno a tutti dalla Chiesa di Udine. Ho appena detto alla Chiesa, prima in offline, che il treno parte. In realtà il treno parte la domenica mattina per lodare il Signore. In ogni chiesa evangelica lo si fa, e lo si fa adorando il Signore in spirito e verità. E lo facciamo subito con un canto. Questo canto dice: quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Hai questa voglia questa mattina, hai questo desiderio di cantare questo canto per il Signore. Sei pronto a non trattenere la voce perché vuoi cantare assolutamente in piedi questo canto, perché vuoi cantare con il cuore. Sei pronto tu in sala? Rispondimi con un sì in sala. Sì. E tu da casa rispondi a te stesso, rispondi alla tua moglie, al tuo compagno, rispondi al Signore: sì, sono pronto a cantare, desidero adorarti, Signore, desidero lodare te, desidero onorarti. Amen. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, Gesù. Desidero, Signore, desidero adorarti, desidero onorarti, desidero lodare te. Signore, è vero, quando pensiamo al tuo sangue per noi, Signore, possiamo solo che pensare a quel momento di dolore che hai sofferto, però pensiamo anche a quello che hai fatto tu per noi, Signore, amen. Pensiamo anche alla grazia, Signore, pensiamo a come hai cambiato ogni uomo che accetta il tuo nome, Signore. Signore, noi vogliamo chiederti anche di benedire le parole che ascolteremo a breve dal fratello Gaetano, Signore. Signore, grazie per le parole che hai messo nel suo cuore. Benedici ancora questo culto. Amen. Vi presento un fratello dalla lontana Sicilia, ma che vive a Trieste, da un cognome francese, ma parla italiano, Gaetano di Francia. Buongiorno, buongiorno ai presenti e buongiorno a voi che siete un po' più lontani, ma comunque ci vediamo lo stesso.
È sempre un onore essere con voi, è sempre un onore essere alla presenza del Signore, perché non è scontato. Nessuno di noi ha potuto determinare in assoluto che potevamo essere qui stamattina, però siamo partiti da casa con tanta fede e fiducia e abbiamo bisogno di questo. Partirò per una impresa quasi impossibile e spero che alla fine potremo concretizzare qualcosa di straordinario anche stamattina, perché straordinaria è la parola del Signore. Io rimango sempre umano e se mi mandi la slide, il PowerPoint che ho fatto a mano, mi dai una bacchetta che ho bisogno della... Grazie. Oggi parliamo di fede paradossale e cercherò di... Volevo smontare tutto, cercherò di spiegare il concetto di fede paradossale. Vedete, l'ho scritto qua, è che il paradosso in sé sono due verità che vengono dalla stessa sorgente, che servono allo stesso scopo, cioè la stessa sorgente. Quindi il paradosso nella Bibbia sono due verità della scrittura che noi abbiamo, che provengono da Dio, sono due verità inconciliabili, non ci provate, perché se dovete approvare una verità in assoluto, dovete negare altre verità scritte nella Bibbia, quindi si entra in conflitto, in collisione, e queste due verità sono al servizio sempre di Dio. Non so se il concetto è chiaro. Vi faccio un esempio. Dio è uno o è trino? Non si può comprimere Dio uno trino, perché o fai 4 o fai 2. Dio rimane trino e Dio è anche uno. Ci siamo? È una piccola... Dio ci chiede di pregare, ma Dio dice che addirittura dà benedizione mentre che dormiamo e pensiamo a tutto tranne che a Lui. Va bene questo paradosso? E c'è una fila di paradossi in tutta la Bibbia. Nella mia scuola biblica si chiamavano tensioni, cioè ci sono due verità che sono inconciliabili. Nella storia, quando hanno voluto assolutizzare uno dei due, allora sono sorti movimenti. Per esempio sono sorti gli unitarianisti, quelli che oggi si chiamano anche testimoni di Geova. Cioè hanno compresso la Trinità, l'hanno chiusa in uno solo Dio a modo loro. Poi ci sono quelli che magari tolgono e si scivola verso l'idolatria. Insomma, vedete un po' queste tensioni. Ora tante volte noi non lo capiamo, leggiamo le scritture e siamo un po' bombardati, presi nel mezzo, un po' scossi tra una verità e l'altra. Che cos'è vero? Sono vere tutte e due, perché Dio ha permesso, ha dato, ha rivelato queste verità e servono allo stesso Dio per rivelare se stesso e per aiutare a vivere noi. In modo particolare parleremo oggi di vittoria. È vero che Dio è Dio della vittoria? Potete dire sì, no, sì, amen, lo potete dire. Ma è vero che anche Dio nella sofferenza? Sono conciliabili le due cose? No. Perché la vittoria è vittoria. Ho voglia di avere gioia. Ma non posso fare a meno di riconoscere che nella nostra vita c'è anche la realtà della sofferenza. Dio è Dio degli eserciti. In francese c'è un gioco di parole, Dio è Dio des armées, ma Dio è Dio des armées. Cioè Dio è Dio degli eserciti, ma è Dio senza eserciti, cioè è Dio disarmato. La seconda frase significa Dio disarmato. Dio è armato, ma è anche Dio disarmato. E lo possiamo capire, Dio degli eserciti va in questa linea e Dio disarmato è qui, alla croce per salvare noi. Se non tieni in mano questi due paradossi, non esisti più. È come se tu hai due corde che ti tengono, mi dispiace c'è il microfono,
se non ti tieni a tutti e due cordi non esisti più, non ci sei più. E molti credenti vivono la loro fede un po' annaspando perché hanno questa difficoltà di capire. Dove viviamo noi? Ho fatto queste specie di sinusoidi perché noi viviamo tra una e l'altra verità. Chi ha conciliato questo è la croce di Cristo, perché nella croce c'è la sofferenza ma c'è anche la vittoria. È chiaro il concetto? Se non mi seguite fermatemi, perché preferisco fermarmi, non dire più niente, anziché rimanere così. È la croce che unisce i paradossi e le tensioni nella scrittura. E la croce è grazie alla volontà di Dio. In Ebrei 10 sta scritto che noi siamo salvati grazie alla volontà di Dio. Dio è anche l'Immanuel, questo puntino non c'è, fate finta che non lo vedete. Che significa con noi Dio. Ci mette in evidenza. Con noi Dio. Ma Dio è anche invisibile. Ci ha pensato Gesù a dire vi manderò un altro consolatore. E il pronome è un pronome personale. Significa non vi darò una botta di corrente elettrica come credono alcune religioni. Non vi darò una botta di risorsa come dicono alcuni, ma sarà un altro al posto mio. E si tratta del consolatore, il Paracletos, colui che ci conforta e ci incoraggia allo stesso tempo e ci spinge in avanti, ma ci conforta. Queste due braccia nel Paracletos. Anche questa è una tensione, perché di solito noi o affondiamo oppure tiriamo su. Ed è qui con noi. Dalla croce esce una parola greca che si dice sozo. E questa parola ha due significati fondamentali: salvezza a livello spirituale e salvezza a livello fisico. Tanti di noi possono dire che hanno ricevuto di miracolo, o no? Li avete ricevuti? C'è qualcuno che può dire amen? Io pure, amen. Ma tanti miracoli non sono arrivati. Ma quello che ci insegna la scrittura è che Dio ha tanto amato il mondo, poi ripetiamo, dai, che ha dato il suo unigenito figliolo, potete dirlo, dai, forza, lo sapete a memoria, dai. Il Dio ha tanto amato il mondo, partecipate, dai, facciamo, amore, da capo. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è l'obiettivo fondamentale dell'amore di Dio. Però ci sono tutti e due significati. C'è la resurrezione, c'è la vita eterna, ma c'è anche l'intervento di Dio miracoloso. Li puoi determinare? Li puoi calcolare? No, perché hai bisogno della fede e della croce di Cristo, altrimenti buonanotte. E che facciamo nella nostra vita? Nella nostra vita vibriamo fra queste verità paradossali. Non abbiate paura se nella Bibbia trovate un'affermazione e sembra che dall'altra parte c'è l'opposto di questa affermazione. Noi viviamo così e solo nel paradosso la nostra fede trova pace. La nostra fede si acquieta. Solo nel poter capire e accogliere questo concetto noi possiamo vivere con Dio nella vittoria e con Dio nella sofferenza. Bene, fatta questa promessa, sperando che sia stato abbastanza chiaro, volevo prendere dei testi che più o meno ci illustreranno alcune di queste realtà che noi viviamo, soprattutto trattandosi di vittoria e di sofferenza. Quindi vi invito a leggere Deuteronomio capitolo 31. Grazie ai tecnici per gli sforzi di venire incontro alle mie esigenze estemporanee. Mosè rivolse ancora queste parole a tutto Israele. Sentite un po' che momento straordinario che c'è. Disse loro: io oggi
Ho oggi 120 anni, beato lui, insomma, dai. Non posso più andare e venire. E il Signore, cioè Yahweh, ok? Mi ha detto, tu non passerai questo Giordano. Quindi immaginiamoci il popolo che si trova proprio davanti al Giordano, ha fatto 40 anni, allora è uscito dall'Egitto, ha fatto 40 anni nel deserto e adesso è davanti al Giordano. Adesso si è pronti lì per andare a casa. E il Signore gli dice a Mosè, Mosè, tu vieni a casa direttamente quella mia. Tu non andrai lì a casa nella terra promessa, tu verrai a casa direttamente con me e il Signore, il tuo Dio, cioè Dio del popolo, sarà colui che passerà davanti a te e distruggerà dinanzi a te quelle nazioni e tu possederai il loro paese e Giosuè passerà davanti a te, cioè davanti al popolo, come il Signore ha detto. E il Signore tratterà quelle nazioni come trattò Sicon e Og, re degli Amorrei, che egli distrusse con il loro paese. Il Signore le darà in vostro potere, quindi qua parla al plurale, e voi le tratterete secondo gli ordini che vi ho dato. Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro. Quindi qua parla sempre al plurale a ognuno di loro, perché il Signore è il tuo Dio, è colui che cammina con te, qua parla al singolare, egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. È Dio dell'insieme ma anche Dio del singolo, della persona. E questo dialogo con tutto il popolo, ma il dialogo con te personale. Anche questo è un paradosso. Dio parla a tutti o parla a me? Dio parla a tutti e parla a ognuno di noi. Guai se no non conosceremo noi in modo personale il Signore. Poi Mosè chiamò Giosuè in presenza di tutto Israele e gli disse: sii forte e coraggioso, poiché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore giurò ai loro padri di dar loro, e tu glielo darai in possesso. E il Signore cammina egli stesso davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà, non temere e non perderti d'animo. Ma vi sembra normale e logico? Mi raccomando, sii forte e coraggioso. E perché deve essere forte e coraggioso quando il Signore gli promette: oh, guarda che io sono con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò? Non è un altro paradosso? Perché devo essere forte e coraggioso se so che c'è Dio qua, accanto a me? È scritto così, non lo so, non credo che sto inventando niente. Dio si rivela Dio dei padri, poi è Dio di Mosè, poi Giosuè, se leggete l'inizio del libro di Giosuè, gli dirà: io adesso ti farò diventare grande agli occhi di questo popolo. Prosegue, con Mosè gli fa capire: ho un piano che trascende e va oltre i secoli, tu hai fatto la tua parte, bene, grazie, adesso ti raccolgo io, ti porto con me. Hai concluso tutto, ti porto in posto migliore. Il resto lo farà chi lo deve fare. Ed è fondamentale che noi abbiamo nella nostra mente, nella nostra vita, la percezione della temporaneità della nostra vita. Noi siamo esseri mortali, mettiamocelo in testa e prendiamo coscienza della vita e godiamoci la vita. Mosè ha chiuso un turno, adesso il Signore gli dice: tranquillo, ci penso io per il resto. Che possiamo avere questa fiducia in noi, che Lui pensa al resto. Dio proseguirà il lavoro, ma Lui è invisibile. Quindi capite che quando gli dice sii forte e coraggioso, significa che Giosuè, quando si gira intorno a lui, a meno che non ha una visione concreta, e ci sono pure queste, e Giosuè le ha viste, le visioni, Giosuè, questo uomo forte e coraggioso, verrà soltanto l'aria. Un po' quando ogni tanto vi capita a voi, avete bisogno di qualcuno e l'unica che trovate intorno a voi è l'aria, con tutti i telefonini in mano. Non c'è nessuno. Non vediamo nessuno. Anche questo è un paradosso. E dov'è Dio? E quanto lontano è Dio? E quanto prossimo è Dio?
Non sapete voi che il corpo, il vostro corpo, è il Tempio dello Spirito Santo? E quante volte abbiamo imitato Gesù nel dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? E la Scrittura ci afferma che Lui è qui dentro di noi. Capite la verità di questa vibrazione tra alto e basso? La vibrazione fra queste verità della nostra vita, e la vibrazione fra queste verità ci dà coscienza di noi stessi. Sii forte e coraggioso, tranquillo, non ti preoccupare che sono accanto a te. Cioè ragazzi, c'è anche quelli meno giovani, pigliate quelli ragazzi, dai, ci sta. Abbiamo bisogno di avere coscienza di noi stessi, e senza questi paradossi noi planiamo e non viviamo più. Abbiamo bisogno di avere coscienza. Cristo stesso ci insegna, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E qualche momento dopo dirà, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio era lontano o era vicino? Noi raccogliamo le parole di Gesù, la percezione di Gesù, la coscienza di se stesso di Gesù, la coscienza di colui che è addirittura un uomo perfetto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E l'ha pure gridato, me l'avete sentito dire altre volte. E poi questa parola di testimonianza, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. La continuità dopo una percezione di abbandono. La continuità della vita. Che significa? Quando tu come padre o come madre, spero che gliel'abbia detto, hai detto a tuo figlio o a tua figlia, non ti lascerò e non ti abbandonerò. Gli hai preso la manina e gliela tieni ancora fino a oggi? E non ti lascerò e non ti abbandonerò, cosa significa? E quella volta che l'hai abbandonato dalla nonna? E quella volta che l'hai abbandonato dalla zia? E che l'hai abbandonato alla scuola materna? Ai vicini di casa? E il tradimento per tuo figlio e per tua figlia è stato grande. Meno male che non sanno esprimerlo, ma è stato grande. Cosa intendevi dire a tuo padre e o tua madre quando ti hanno detto, e spero che te l'abbiano detto, ma c'era un periodo in cui non si usava dirlo, io non ti lascerò e non ti abbandonerò? Ti stanno tenendo ancora la manina? Dove sono? Ci sono o non ci sono? Ti hanno detto la verità o ti hanno imbrogliato? Ecco il paradosso. Come mettiamo d'accordo queste due verità? Ce l'hanno detto? Ve lo ricordate? Ve l'hanno detto? Ve lo ricordate? Sì, no, rispondete perché io non posso andare avanti da solo. Cioè, ve l'hanno detto? Se ve l'hanno detto ve lo ricordate? Vabbè, non te l'hanno detto, tranquillo. Quindi almeno non hai un pensiero da ricordare. Gliel'hai detto ai tuoi figli? Se lo ricordano? Sì. Specialmente quando li abbiamo traditi, certo che se lo ricordano. E come? Tu mi avevi detto che... Allora ce lo ricordiamo, ma non ha funzionato così come stavamo affermando in quell'istante. Dio cosa intende dire quando afferma io non ti lascerò e non ti abbandonerò? Giosuè era un fifone? No,
Perché quando gli dice queste parole, Giosuè ha più o meno 60 anni. Sì, più o meno 60 anni, perché giovanotto era già scudiero di Mosè. Sono passati 40 anni di deserto, più o meno, se il conto non, se l'aritmetica non regge male, siamo sui 60-65 anni. E non credo che uno che abbia visto nel deserto di tutto e di più, dalle opere più potenti ai disastri più disgraziati, sia un fifone. E la Bibbia afferma che soltanto 2 sono usciti vivi dal deserto, lui e Caleb. Quindi penso che meglio di questo non ci poteva essere. Eppure ancora lì il Signore a dire: mi raccomando, sii forte, sii coraggioso. Gliene mancava di coraggio a uno così? Eppure il Signore è ancora lì a incontrare l'umanità di Giosuè, a incontrare la fragilità di Giosuè, a incontrarlo in un tu per tu, perché non c'è età per la fragilità, non c'è età per lo scoraggiamento, non c'è età per l'incontrare la nostra umanità. Siamo sempre e comunque umani e fragili. Ed è sempre importante sapere che Lui è con noi, perché con noi c'è anche la parola di nostro padre e di nostra madre, se ci hanno promesso che sarebbero stati con noi, ed è dentro di noi, cammina con noi, è sempre lì. Lo sguardo benevolo di un padre, lo sguardo amorevole di una madre cammina con te per tutta la tua vita. Ho accompagnato dei morenti e in quei momenti non vedevano Gaetano, e sono contento. Mormoravano mamma, la prima persona che hanno incontrato nella loro vita, la persona che li ha coccolati e portati alla vita, e adesso che stavano andando via dalla vita pensavano alla mamma. Mamma, ecco l'umanità che si incontra, l'umanità che si incontra nella continuità, nella mente, nel pensiero e nell'andare avanti. E Dio cosa vuole fare quando ci ha promesso e ci ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò? Che significa? Che il Signore costruisce un discorso dentro di noi, costruisce una percezione dentro di noi, ci dà le basi per la nostra fede. Avevo tante altre cose da dire, le dirò un'altra la prossima volta, ma voglio concludere con qualcosa che definisce questo momento. Leggerò da Romani, so che è un versetto che conoscete, perché state studiando Romani. Laddove Paolo dice: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, e di botte ne ha prese San Paolo, E l'hanno lasciato lì perché l'hanno scambiato per morto, perché altrimenti lo ammazzavano sul serio. Ecco qui il doppio significato di quella parola sozo. Salvezza fisica e salvezza spirituale. Qui sta ovviamente parlando della salvezza spirituale, ma anche l'altro. Rileggo il testo per non perdere il filo. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, dal giudeo prima e poi del greco. Quindi anche noi siamo dentro, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Se mi rimetti il PowerPoint mio, per favore. Qui la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede. Significa, l'ho spiegato qualche altra volta, ma volevo concludere con questo concetto, che la giustizia di Dio si rivela da tutto ciò che esce fuori, che ci è rivelato dalle Scritture per raggiungere gli obiettivi della Scrittura. E quindi il Signore, quando ci dice queste parole
quello che vuole fare è costruire dentro di noi quelle basi cognitive, quei pensieri, quello che chiamiamo il credo, la stabilità di ciò che noi pensiamo e crediamo, affinché sia fortificato, sostanziato, sostenuto da ciò che le scritture e lui ci rivela, e dall'altro tutto quello che riceviamo è per raggiungere gli obiettivi della fede. Ecco qua, tutto ciò che esce fuori dalla fede per raggiungere gli obiettivi della fede. Mi fermo qui perché veramente ho parlato più o meno solo di una metà che dovevo dire, la prossima volta continueremo. Va bene? Quindi, riepilogando, cosa vuole dire il Signore in questo? Quando il Signore annuncia queste parole, quando i nostri genitori hanno affermato questo tipo di parole, quando noi l'abbiamo affermato ai nostri figli, abbiamo voluto costruire nella persona questa stabilità della presenza continua di chi pronuncia queste parole. Mi metti Matteo e Luca, per favore? Questi sono simpatici, questi due versetti, ma ci dicono tutto. Per illustrare questo concetto della presenza continua di Dio. 2 passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo a terra senza il volere del Padre vostro. Non so cosa vi immaginate quando leggete questo versetto. Non so se vi immaginate così. Cioè Dio che è seduto da qualche parte, 2 passeri cadono a Udine, 3 passeri a Trieste, più o meno, no? Sembra così. Cioè, ma voi vi immaginate Dio che sta facendo questo? C'è un registro, un taccuino, e poi 4 passeri in Sicilia, perché insomma, ma di più al nord Italia perché fa freddo. E arrivano una ventata, insomma. E poi dice: quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Ora, con qualcuno di noi il Signore ha qualcosa da contare, no? Con gioia, insomma, ma con me un po' di meno. Poi con qualcun altro non c'è più niente da contare. Ma vi immaginate che Dio passa il tempo così? Cosa avete capito quando avete letto questi versetti? Quindi registro 2 passeri a Udine, 10 a Trieste, perché ci labora e fa più freddo. 30 capelli a Ciccio e 7 a Titina, perché le donne perdono meno capelli, anche se li perdono. Leggiamo Luca che ci dà un altro. 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Qua c'è qualcosa in più. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. I passeri che si vendevano, non so se vi fa un po' orrore, ma venivano venduti per essere mangiati. Io mi ricordo quando ero piccolo, anche in Sicilia si facevano passeri arrosto. Forse ci sconvolge oggi questa cosa, ma una volta era normale, insomma. Quindi i passeri venduti andavano alla morte. Questo ci dice anche i nostri capelli sono alla morte quando cadono. E quello che sta dicendo qui il testo, quello che sta cercando di rivelare Gesù, è che niente muore senza la presenza del Padre. Che nella nostra vita è alla presenza del Padre. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Lui sarà sempre presente. Lui è Dio dell'universo, ma è anche Dio che è nei nostri cuori. È lo Spirito Santo. Perciò non ci lascerà
e non ci abbandonerà. Niente accade senza la presenza del Signore. Difatti a Giobbe gli viene detto in Giobbe 35,14: e tu quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta dinanzi, sappilo aspettare. Non siete falsi quando dite: Signore, non ti vedo, Signore, non ti sento, Signore, non so dove sei andato a finire. Siete umani, siete normali, siete coerenti con la vostra umanità. E dopo che avete detto questo, lasciatevi illuminare dallo Spirito Santo, che ti dirà: tranquilla, tranquillo, la tua causa gli sta davanti. Sappilo aspettare. Questo è importante. Non massacrare la tua umanità, non massacrarti per niente. L'umanità ce l'ha dato Dio, l'umanità l'ha creata il nostro Creatore. Riconciliati con la tua umanità, riconciliati con il tuo corpo, riconciliati con i tuoi sentimenti, riconciliati con te stesso, perché te stesso ti ha creato Dio. Quante volte citiamo questo salmo? Sei tu che mi hai intessuto nel grembo di mia madre, alleluia. E poi quando incontriamo l'umanità che Dio ci ha dato, la cominciamo a calpestare. Siamo coerenti. Avete il diritto di dire: Signore, che mi sta succedendo? Signore, non ci sto capendo niente. E Lui è lì. La tua causa gli sta davanti. Sapete quante volte gliel'ho detto a Dio: Signore, non ti capisco proprio. Quante volte i nostri figli hanno capito quello che volevamo fare o dire? Rare volte, vabbè, non siamo esagerati, rare volte. Eppure sono rimasti là con noi. Bene, accogliamo il paradosso. Accogliamo noi e accogliamo Dio. Lasciamoci accompagnare da Dio, che ci dice non temere, non ti scoraggiare, e dall'altra parte lasciamoci dire: sii forte e coraggioso. Il Signore non ci sta offendendo dicendoci siete fifoni, ci sta incoraggiando ad andare avanti, a incontrare la nostra umanità, perché attraverso la nostra umanità incontriamo Lui, e questo ce l'ha insegnato Gesù. Attraverso la sua umanità ci ha fatto incontrare Dio. E attraverso la nostra umanità possiamo percepire la necessità, il bisogno, la bellezza di incontrare Dio. Anche se l'abbiamo già incontrato, di rincontrarlo, di rivederlo, di avere un nuovo sorriso nella fede, perché abbiamo incontrato un altro aspetto della nostra vita, della nostra umanità, dove sarà rivelata ancora la grazia e il perdono di Dio. Preghiamo. Signore Dio nostro Padre, grazie della tua parola, grazie perché ci raggiungi là dove siamo. E tante volte non ci troviamo in un posto sereno o tranquillo, e tante volte è difficile, tante volte è quello che è. Ma vogliamo accogliere queste tue parole mentre incontriamo la nostra umanità, queste tue parole che non ci lasci e non ci abbandoni, che non ci lascerai e non ci abbandonerai. E con queste tue parole, Signore, con questo tuo conforto, che possiamo ancora cogliere il tuo incoraggiamento a essere forti e coraggiosi.
Signore, affidiamo a te i nostri silenzi. Affidiamo a te i nostri pensieri. Affidiamo a te i nostri cuori. Affidiamo a te i nostri pensieri. Sapendo che tutto vive alla tua presenza. Anche noi. E ognuno di voi possa dire, anche io vivo alla tua presenza. Su, potete dirlo. Signore, anche io vivo alla tua presenza. Grazie, Signore. Amen. Nulla accade senza la presenza del Signore, amen. Abbiamo ascoltato tantissimi concetti dal fratello Gaetano e possiamo veramente farne tesoro di questi concetti dell'insegnamento che abbiamo ricevuto oggi. Ma grazie al Signore che ha messo nel cuore del fratello Gaetano queste parole e questi pensieri. E adesso dobbiamo cantare un canto. Dopo questo canto lo commentiamo e salutiamo anche chi è a casa che ci sta ascoltando attraverso YouTube. La canzone si chiama proprio Questa canzone, ma la commentiamo dopo.
solo figlio per me. Amen. E sta trasformando la tua vita.